Mi sono presa un tempo per pensare e voglio rispettarlo. L'unico campo di cui mi sto occupando per il momento è quello agricolo. I rapporti con il Movimento 5 Stelle sono state fatte anche delle barricate, l'ultimissima insomma, di questi giorni. Ci sono indiscrezioni non confermate. Chi fa le fughe in avanti si merita le risposte che riceve. Però queste indiscrezioni su cosa si basano? Si basano sul vecchio sistema di sparare a un cespuglio per vedere quanti uccelli si sollevano. Michela Murgia fa paura al centro-sinistra. Ma no, non credo, io non posso, né voglio far paura a qualcuno. C'è un elettorato deluso, forse il PD ha paura del suo elettorato, non di Michela Murgia. L'invito di Michele Piras ad aprire a Michela Murgia ha ricevuto anche quello le barricate, così come hai visto la risposta alle sue dichiarazioni, Sì, ho visto. come le hai colte? Con un sorriso, non ho mai chiesto niente al centrosinistra e mi fa piacere che ci sia una dialettica loro interna, ma questa cosa mi tocca poco. Ecco, in questa fase io non sto facendo quel tipo di valutazioni, sto andando a incontrare le persone, sto andando nelle aziende a farmi raccontare come stanno sopravvivendo e quali sono i loro problemi. Quello che mi interessa è ascoltare i sardi, non ascoltare il chiacchiericcio della politica. In ogni caso con Progress? In ogni caso con Progress, ma non solo con Progress. Se Progress avesse voluto candidarsi da solo non avrebbe chiesto a Michela Murgia di fare il candidato.